dopo 3 anni causa Covid riprendiamo questa manifestazione Lambrusco a Palazzo, qui all'interno del Polirone, una manifestazione molto amata dai cittadini, dalla gente, che abbraccia appunto le produzioni di Lambrusco di Mantova, Modena, Parma e Reggio Emilia, e quindi diciamo in una location splendida che è il nostro Polirone, il chiostro di San Simeone, il chiostro dei Secolari, eccellenze storiche e culturali, direi un evento che ci dà modo di unire queste eccellenze storico-culturali con le eccellenze enogastronomiche, anche perché non è da dimenticare che la nostra Proloco, la Proloco Teofilo Folengo, favorirà la degustazione di un prodotto deco tipico di San Benedetto, il salame sotto la cenere. Ringrazio il suo presidente Davide Nigrelli, come devo ringraziare ONAF e la Strada dei Vini dei Sapori per l'ottima collaborazione e la sicura buona riuscita di questo evento, che ci permette di valorizzare sempre di più anche il nostro complesso monastico, dove naturalmente è nato il Lambrusco mantovano tramite i nostri monaci. Un vino delle nostre tavole, ma con dei gusti particolarissimi, un valore del nostro territorio che è ricchissimo di eccellenze enogastronomiche e soprattutto in questo caso enologiche, in una location che chiaramente è perfetta per ospitarlo, in quanto proprio la vite lambrusca ha avuto origine all'interno dei monasteri, quindi quale luogo migliore di un monastero benedettino dove ospitare una manifestazione dedicata al Lambrusco. Siamo arrivati a questo evento con un fermento abbastanza forte, con 50 aziende presenti a questa manifestazione. Credo che sia, oltre alla location dove siamo ospiti dal comune di San Benedetto Po, abbiamo qualche cosa di invidiabile, diciamo così, per i visitatori, ma anche per gli appassionati a questo grande vino che ha preso piede, diciamo, in questi anni, ha evoluto la qualità e la persistenza delle aziende che hanno fatto sì che questo prodotto diventi molto importante, perché qualche anno fa non era così. Un prodotto d'eccellenza con le sue tipologie e varietà, quindi come spesso diciamo giusto o meglio sbagliato parlare di Lambrusco, ma più giusto parlare di Lambruschi, quindi con le sue diverse particolarità, diversi vitigni, le diverse zone di produzione, quindi qui abbiamo 4 province rappresentate, Mantova, Modena, Reggio Emilia e Parma. E la novità di quest'anno appunto è il banco indigeno, dove abbiamo voluto inserire le varietà, diciamo, di Lambruschi fatti con lieviti autoctoni non selezionati, spesso con prodotti di agricoltura biologica o biodinamica, e quindi è un prodotto, diciamo, antico, ma oggi sempre più richiesto, sempre più moderno. Abbiamo voluto scommettere e credere ancora, in associazione con ONAV e il Comune di San Benedetto, in questa manifestazione, che devo dire, come numeri, almeno in partenza, ci sta dando grandi soddisfazioni: circa 50 aziende aderenti, 150 etichette, la novità della collaborazione con la Proloco di San Benedetto Po, che proporrà un'eccellenza locale, ovvero il salame cotto sotto la cenere. Si prospettano 2 giornate di meteo eccellente per questo tipo di attività, insomma, è un segnale forte di ripartenza definitiva, speriamo, dopo gli anni passati.